Onorevole, anche lei oggi è qua in piazza a testimoniare in qualche modo la vicinanza dei parlamentari che sono ancora al governo, sono ancora in attività, il governo lo devono fare, per questa grande manifestazione. Si aspettava una piazza così piena per queste organizzazioni non abituate a scendere in piazza e trova condivisibili le richieste che fanno? Sì, è una grande, bella manifestazione, vedo anche uno spirito costruttivo che è quello che serve a noi giovani politici perché non abbiamo rinunciato a cambiare l'Italia e lo vogliamo fare anche con il nuovo governo, continueremo a spingere per ottenere dei risultati che sono in linea anche con le richieste di questo popolo che è in questa bella piazza oggi e che ci chiede di cambiare l'Italia in maniera costruttiva. Io non sento ostilità verso la politica, sento la volontà di cambiare insieme il nostro Paese. Però troppo spesso chi occupa questa piazza ha ricevuto promesse, però quasi mai si sono trasformate poi in fatti concreti. Lei crede che questo nuovo governo abbia l'opportunità in questi prossimi mesi di inserire nelle riforme qualcosa per la piccola impresa in Italia? Guardi, abbiamo passato i mesi scorsi a stabilizzare una situazione economica difficile. Io credo che adesso, dopo il buon lavoro di stabilizzazione dell'economia fatto dal governo Letta, credo che abbiamo le potenzialità e la forza per arrivare a dare delle risposte più concrete al popolo, anche degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti. Credo che già Renzi, che è incaricato di fare il nuovo governo, ha già detto che ad aprile è previsto la riforma della fiscalità, che è una delle cose più importanti, a marzo c'è la riforma del mondo del lavoro, ad aprile la riforma della burocrazia. Sappiamo che non abbiamo più scuse e quindi credo che nei prossimi 6 mesi riusciremo a dare già dei segnali. Non cambieremo tutto ovviamente nei primi 6 mesi, ma daremo la direzione di marcia verso una politica del cambiamento.